Eccoci qua, gentili amici alla Visione all'Ascolto, torna come sempre in linea diretta con voi per raccontare un po' quello che accade in Friuli, Venezia Giulia. Abbiamo con noi il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisint. Buongiorno sindaco, innanzitutto giornate molto calde, seppur il calendario segna il 17 dicembre, no? Sì, intanto buongiorno a tutti e grazie per questa opportunità. Sì, il calendario, come ha detto lei, ci sta portando verso il Natale, ma le giornate sono lavorative a full immersion, davvero. I temi che trattiamo sono complessissimi e il periodo, come ben sappiamo, non è dei più facili, quindi ogni giorno sul campo di battaglia per riuscire a trovare le soluzioni migliori in un momento davvero complesso, sia per l'aspetto logicamente sociale, assistenziale e sanitario, che per quello poi più direttamente di sviluppo e lavorativo. Allora, 2020, al di là della pandemia, sarebbe troppo scontato dire annus horribilis e via dicendo, ma escludendo la pandemia, che anno è stato per Monfalcone? No, noi in questi 4 anni, guardi, ci ragionavo anche l'altro giorno quando con la regione abbiamo proposto un progetto molto bello per la nostra città che ci è stato approvato e finanziato con 9 milioni. Noi stiamo vivendo 4 anni di grande rilancio. Ho ereditato una città veramente in ginocchio e quelle che sono adesso le prospettive veramente ci fanno anche quasi sognare, nel senso che logicamente l'economia è imperniata, come sappiamo, sull'economia del mare, ma abbiamo iniziato a perseguire con grande intensità anche i segmenti di tutto quello sviluppo che era stato quasi dimenticato, che non si pensava neanche che potesse essere lontanamente un percorso possibile. Mi riferisco non soltanto al tema della portualità, che seguo molto e che io credo nel tempo può diventare veramente la punta di diamante di questa economia blu, ma anche tutto ciò che ha a che vedere con la nautica, con il termalismo, con il litorale, con i servizi, con un'idea importante anche che stiamo portando avanti di unire il mare al Carso. Non so se molti sono a conoscenza delle opportunità anche di visita che ha questa città e che sempre di più sono conosciute e che danno soddisfazione non soltanto perché alla fine ti premiano nei numeri, ma perché ti danno opportunità di lavoro, diversificando quel tessuto produttivo che è stato per troppi anni impegnato su un'unica attività che peraltro, avendo uno stabilimento, noi quello di Fincantieri, tra il più grande d'Italia, però aveva ceduto il passo diciamo, alla tipologia di lavoro orientata soprattutto agli arrivi dall'estero. Ecco, quindi una città che si è riposizionata come una città centrale all'interno dell'economia del Friuli Venezia Giulia. Abbiamo fatto dei passi in avanti importanti anche con la fusione dei due consorzi, quello di Monfalcone e quello di Gorizia. Stiamo lavorando con l'autorità di sistema perché appunto finalmente ci sia una possibilità di implementare i traffici con un'organizzazione anche delle aree della banchina, di cui abbiamo modificato il piano regolatore che era fermo veramente da troppi anni, e con un'idea di città che sta diventando molto attrattiva per tanti, sia per l'economia. Siamo forse tra le poche città che hanno avuto un saldo algebrico positivo fra chiusure e aperture nuove, ecco, con più 60 nel 2020. Certo. Ecco, quindi diciamo che i problemi ci sono enormi, ne abbiamo tanti, la composizione sociale è difficile, però siamo riusciti a fare veramente un salto di qualità importante dal punto di vista della prospettiva. Senta, signor Sindaco, per quanto riguarda un po' il discorso legato alle iniziative natalizie, so che c'è stata un po' di polemica, no, Monfalcone? Ci può spiegare perché? Ma guarda, veramente una polemica che poi si riduce a coloro che prima governavano e che, avendo deciso che il Natale dovesse passare sempre
con la tristezza che caratterizzava Monfalcone nell'ante 2016, oggi non si rassegnano del fatto che la città invece sia una città di luce. Noi quest'anno abbiamo fatto una scelta, l'abbiamo fatta in tutti questi 4 anni, no? Il Natale rappresenta il periodo natalizio, oltre a rappresentare un grandissimo valore per noi cristiani, e quindi noi sin da subito abbiamo voluto ricordare alla città, che poi è uscita sottolineando quanto ha apprezzato negli anni questa scelta di una valorizzazione dei simboli, il presepe, eccetera. Quest'anno, con i problemi del Covid che ci sono, abbiamo scelto di non utilizzare gli strumenti degli anni precedenti. Monfalcone è stata per 3 anni sede di una pista di pattinaggio su ghiaccio, quest'anno è impossibile, anche perché abbiamo ritenuto di evitare anche l'ipotesi di assembramenti, e abbiamo generato una bellissima città di luce. In piazza, ma anche lungo altre realtà dei rioni, sono posizionati, qui abbiamo un villaggio di Natale che fa la gioia dei bambini, ma non solo, ho visto adulti, ragazzi, fotografarsi, parlare con Babbo Natale, c'è la casetta di Babbo Natale con la cassetta, questo villaggio di Natale con le renne e Babbo Natale di 7 metri, c'è una cosa fantastica, veramente molto bella, che ha anche lo scopo, logicamente, di dare la prospettiva di vita, di stipendio, di portarsi il pane a casa ai commercianti, ai piccoli artigiani, ai quali quest'anno abbiamo dato veramente, abbiamo cercato di dare un supporto già in sede di approvazione del bilancio, con un abbassamento sostanzioso sia della Tari, dell'IMU, abbiamo azzerato la TOSAP quest'anno per dare la possibilità, facendo allargare anche la possibilità di utilizzo dei loro spazi, proprio perché si creasse quella possibilità di distanziamento tra i clienti, ma adesso a Natale abbiamo detto, siccome una parte importante della redditività la prendi proprio in questo periodo, io cerco di darti una mano come istituzione, generiamo l'opportunità di una città attrattiva. Quindi in realtà Monfalcone oggi, che offre un'atmosfera natalizia veramente di grande qualità, ha avuto anche un certo successo, quindi sabato, domenica, ogni giorno ci sono tante persone che in massima sicurezza, lo sottolineo, in massima sicurezza, perché abbiamo addirittura voluto aggiungere risorse umane da destinare ai controlli, con affidamenti anche a soggetti privati che vadano a verificare il mantenimento delle distanze, la mascherina sul volto, il fatto che i negozi abbiano, e abbiamo controllato e ciò è avvenuto, mantengano all'interno i numeri possibili, eccetera. Abbiamo avuto però un buon successo di presenze di persone che hanno girato la città. Quindi qualcuno ha pensato di voler fare una sterile polemica su questi aspetti, senza pensare che magari quel qualcuno magari al 27 ha uno stipendio che altri devono cercare di trovarsi ogni giorno con molta fatica e con delle alternative non sempre facili in questo momento in cui il governo ha deciso spesso di chiudere senza corrispondere poi, no, un livello adeguato di sostentamento che è necessario, io credo. Senta, signor Sindaco, poi la lascio. Per quanto riguarda le prospettive zona gialla, zona rossa, zona colore misto, cosa ci dice? Ma allora, il Presidente Federica... Allora, io credo che sia troppo facile dire che bene che ha fatto la Germania a chiudere tutto, quando noi sappiamo che in questi paesi, a fronte di una chiusura imposta, hai un corrispettivo che arriva direttamente sul tuo conto corrente, che va a risolvere il problema economico. Credo che abbia fatto bene, stamattina mi pare che si trovino nuovamente, il Presidente Fedriga a dire: se dobbiamo chiudere, chiudiamo dopo il 26, perché c'è un problema importantissimo di tenuta sociale. Non dobbiamo dimenticarci che il problema della tenuta sociale è un problema che non è, secondo me, superiore o inferiore a quello sanitario di questi momenti. Io qui noto una grande attenzione da parte di tutti. È chiaro che purtroppo quello che non rispetta le regole ci sarà sempre, però io qui noto un grande rispetto che il cittadino ha mostrato già a marzo di quelle che sono le regole da seguire. È logico che se chi deve decidere in altri luoghi non lo fa rispetto al trasporto pubblico,
e situazioni che possono determinare il maggior numero di contagi. Noi stessi in Fincantieri abbiamo 6.000 persone che vi lavorano, no? Ecco. Quindi io ritengo che bisogna capire bene quali sono le misure che servono, perché ho avuto l'impressione in questi mesi che qualcuno abbia preso delle misure spesso di facciata, ecco, misure che non sono servite a risolvere la questione. E la questione è ovviamente aver quanto prima chiaramente la possibilità di generare un blocco alla diffusione del virus, che però, anche se oggi lei va a scegliere la strada della chiusura totale, in ogni caso nel momento in cui riapre si ritrova nella stessa situazione. Quindi è ovvio che ciascuno di noi deve fare il proprio. Noi come istituzioni l'abbiamo fatto anche a supporto di quelle categorie in difficoltà. È logico che in questo momento chiudere, a meno che non siano in grado di dire, bene, allora guarda, tu chiudi caro ristorante, caro bar, ma io ti do la possibilità di portarti a casa la pagnotta. In caso contrario, chiudi, riduci un problema e ne generi un altro enorme. Ecco, io ritengo che bisogna veramente cercare di trovare una modalità affinché i soldi che il governo ha a disposizione siano spesi nella maniera migliore. Sarebbe stato necessario eliminare il tema del pagamento delle tasse 2020 e anche 2021. Ricordo che i nostri imprenditori hanno anticipato quest'anno, stanno anticipando le tasse di qualche cosa che non sanno neanche, non hanno avuto nel 2020, che non sanno se avranno nel 2021, di entrate che non sanno se avranno, e di conseguenza questo sia l'elemento più importante. Dopodiché è chiaro, gli ospedali sono pieni, il tema è quello che conosciamo, molto complesso, però quando hai due problemi è peggio che uno. Bene, io ringrazio Anna Maria Cesinta, ci sentiremo più avanti, magari per un'intervista più lunga e dettagliata, anche perché volevo fare altre domande, ma purtroppo oggi abbiamo un problema, stanno facendo dei lavori sulla linea internet, dunque rischiamo di perderci da un minuto all'altro, allora non vorrei proprio andare in nero all'improvviso, ecco, solo per quello. Grazie ancora, signor Sindaco, buon Natale. Buon Natale a tutti. Grazie anche a lei. Grazie ai nostri telespettatori, vi diamo appuntamento intorno alle 14 per un'altra linea diretta.